Lo Stato vuole chiudere definitivamente il giudice di pace di Chioggia, una cosa inaccettabile, visti anche i tempi lunghissimi della giustizia italiana. Movimento 5 Stelle pronto a dare battaglia contro l'annunciata chiusura dell'ufficio del giudice di pace di Chioggia. Un presidio che nell'ultimo anno era stato salvato a caro prezzo dagli sforzi dell'amministrazione e di buona parte della cittadinanza. Tra i problemi gli alti costi di gestione, circa 200.000 euro all'anno a carico del municipio, e il sottodimensionamento dell'organico che per lungo tempo vedeva tra le sue file una sola cancelliera, questione in parte risolta con l'arrivo da Padova di una nuova funzionaria. Poi il fulmine a ciel sereno dell'annuncio da Roma. L'amministrazione della città, governata dai 5 Stelle, sta facendo il possibile per mantenere il servizio, ma lo Stato ci sta mettendo tutti i bastoni tra le ruote per far sì che questo servizio chiuda, e lo sta facendo in tante altre città con tanti servizi e uffici statali. Quando saremo al governo, come 5 Stelle ci impegneremo affinché questo non accada più. Senza gli uffici territoriali del giudice di pace, sostiene la consigliera regionale Erika Baldin, moltissimi cittadini sarebbero costretti a rivolgersi ai tribunali, intasando ulteriormente un sistema già sull'orlo del collasso. Un'eventualità che va scongiurata ad ogni costo.